L'Auditorium Paris del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone ha ospitato l'iniziativa nazionale della Polizia di Stato Questo non è amore. Anche in provincia di Frosinone il questore Rosario Amato, in occasione dell'approssimarsi della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre, ha voluto sostenere il progetto, coinvolgendo istituzioni ed enti a sostegno delle vittime per affermare un'autentica cultura di parità di genere contro stereotipi e pregiudizi. Hanno portato i saluti alla manifestazione anche il direttore del Conservatorio Refice, il maestro Alberto Giraldi, e Sua Eccellenza il prefetto Ignazio Portelli. Durante l'evento è stata sottolineata l'importanza di affermare un'autentica cultura di genere e di aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo la fitta rete di isolamento e vergogna. Il messaggio più importante che va indirizzato a quelli che sono i maschietti è evitare di diventare maschiacci, quindi evitare di utilizzare quello che è il tono della voce troppo alto, quello che è il profilo dell'imposizione di idee che non riescono a camminare sulle loro gambe. La forza delle idee è diversa rispetto alla forza o alla violenza dei comportamenti, e poi tra l'altro ci si confronta. È possibile arrivare ad una sintesi superiore, come dicevamo prima, che è quella di Hegel, soltanto quando ci sono idee diverse. Non ha senso contrapporsi e cercare di imporsi con quello che è il profilo della violenza, e quindi la prima raccomandazione è rivolta al pianeta dei ragazzi, di coloro che ritengono che sotto il punto di vista della virilità ci sia la necessità comunque sia di alzare i toni. La seconda raccomandazione, importante, non meno della prima, è quella che invece va rivolta alle ragazze. Bisogna sempre cercare di ripristinare quello che è il rispetto per la propria persona, evitare che ci sia qualcuno che possa valicare quello che è il limite minimo, essenziale, che ruota attorno a quello che è il profilo della dignità, e soprattutto evitare di rifugiarsi in se stessi e in se stesse quando queste problematiche vengono fuori. Innanzitutto parlarne con chi? Con l'amica più diretta, con la propria famiglia, possibilmente anche con i propri docenti, parlarne comunque per evitare di rifugiarsi in un angolo dal quale poi è difficile uscire. Quindi la morale più importante, la sintesi più importante che oggi viene fuori da questa giornata è che con il confronto, con il dialogo si supera non soltanto la violenza, ma anche l'assenza di vera cultura e di vera sensibilità. Durante la manifestazione, 3 donne vittime di violenza hanno condiviso la loro dolorosa testimonianza con una numerosa platea di studenti frequentanti gli istituti superiori del capoluogo. Noi come mondo della scuola siamo, come dicevo poco fa, fortemente impegnati nella diffusione appunto della cultura, della prevenzione e del contrasto alla violenza in generale, ma in particolare dentro questa violenza c'è questo rilevante problema della violenza sulle donne. Ora parlare con i ragazzi serve proprio a questo, cioè a far maturare in loro che sì, siamo diversi, però il rispetto negli altri prevale rispetto alla diversità. Il messaggio di vicinanza e sostegno alle donne vittime di violenza è stato veicolato anche con il linguaggio universale della musica, con la performance della Mistura Band.